Eccoci insieme, ben ritrovati nel nostro spazio FNP CISL e quest'oggi anche insieme ad Anteas per parlare di tante cose pratiche, concrete e opportunità che sono offerte dal sindacato dei pensionati. Essere utili da persone anziane, invecchiamento attivo, ne parliamo sempre, per gli anziani e anche dagli anziani, quindi anziani che si sentono utili ma che danno anche un supporto a chi ne ha bisogno, ai più fragili, che possono anche essere persone di una certa età, non più autosufficienti o che hanno varie problematiche. Darsi da fare per il terzo settore, per il volontariato, e Anteas esiste per questo. Vi racconteremo, supportati dai nostri esperti, dai nostri ospiti, di che cosa si tratta, quanto è importante, che tipo di aiuto si può dare. Aiuto perché anche le associazioni del terzo settore hanno bisogno di un nostro aiuto con il 5%, no, anzi 5 per 1000, scusate, 5 per 1000, e quindi vedremo anche i codici da memorizzare oppure da fotografare con il vostro cellulare per poi andare, quando fate la dichiarazione dei redditi, riportare il codice fiscale per fare questa elargizione molto importante che è di supporto. E allora, pertanto chiedo anche alla regia se un attimo mette in onda, che lo rimetteremo ancora, il codice fiscale per la slide con il 5 per 1000, che comunque è particolarmente significativo per sostenere l'Anteas. Allora, io chiedo, eccolo qua vediamo il 5 per 1000, le varie sedi che ci sono. Vi presento i nostri interlocutori. Ivano Cavallin, ben ritrovato qui con noi, che è segretario regionale FNP del Veneto, grazie. Buongiorno. E ben collegati anche con Lorenza Leonardi, vicepresidente Anteas nazionale, grazie anche a lei. Buongiorno. Ben arrivata. Allora, volontariato dagli anziani per gli anziani, perché? Per dare un significato, diciamo una risposta a questa domanda, basta portare due dati, pochissimi elementi che ci facciano comprendere quanto è importante l'azione del volontariato in tutto il mondo, cioè tutte le fasce di popolazione, ma soprattutto gli anziani. Pensiamo che il 60% degli anziani che superano i 65 anni soffrono di patologie croniche. L'aspetto che riguarda l'assistenza delle persone ha sempre più un rilievo nella nostra società. Nel Veneto sono più di 1.200.000 gli anziani che superano i 65 anni. Pensiamo che a 200 anziani corrispondono oggi 105 bambini, sono dati recentissimi. Allora, cioè, la domanda che viene spontaneo porsi è quella: come fa un sistema pubblico che regge, diciamo, il suo intervento su risorse sempre meno, diciamo, cospicue, sempre che si riducono sempre più, come fa a reggere una portata, diciamo, un sostegno a una popolazione così, diciamo, numericamente così elevata per quanto riguarda la loro assistenza, sia sanitaria che sociale? Allora la domanda è questa, cioè la risposta che noi diamo è solamente una, attraverso l'intervento del volontariato, del terzo settore. Pensiamo su questo poi, per dare una dimensione, che quasi, diciamo, sul 30% della popolazione veneta appartiene al mondo del volontariato. Siamo una regione che anche su questo determina, diciamo, una eccellenza, e bisogna esserne anche, diciamo, fieri, perché il volontariato non solo fa bene a chi lo riceve, ma fa bene soprattutto a chi lo fa, perché si realizza, perché realizza anche cioè mette a favore, in termini di aiuto verso gli altri, il proprio sapere, la propria cultura, il proprio vissuto, le proprie esperienze. E oggi possiamo dire che sul volontariato cioè il mondo dei pensionati dà il massimo sostegno e anche la possibilità di intervenire e di sostenere i bisogni in maniera sempre più evidente, sempre più elevata. Tra l'altro una cosa interessante che l'anziano risorsa è qualcosa che viene valutato anche, computato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e risulta che a livello Italia il 4% degli anziani fa volontariato,
In Veneto invece ben l'11,4%, questo è alla voce volontariato Passi d'Argento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa volontariato, quindi una percentuale più che doppia rispetto alla media nazionale. Quindi vuol dire che c'è una cultura del terzo settore che conosciamo, però coinvolgere anche sempre più anziani, che è già un buon numero, forse li aiuterebbe a tenerli anche più in salute anche mentale oltre che fisica, no? Cosa dice, segretario? Sì, questo è il dato che noi portiamo come uno degli elementi che maggiormente valorizzano il ruolo del volontariato. Volontario, dopo aver dedicato parte della sua giornata a svolgere un ruolo per gli altri, sicuramente si sente appagato. Sappiamo che quando si raggiungono livelli di età di un certo tipo, soprattutto anziani, si ha bisogno di una gratificazione che non è sicuramente quella economica, ma è quello di sentirsi parte attiva di questa società. Noi per questo rivendichiamo, per così dire, un ruolo che in sostanza esercita, no, una forma attiva sia nei confronti anche della famiglia, perché gli anziani hanno, ma soprattutto nei confronti delle persone che hanno dei bisogni e non hanno una risposta purtroppo da parte del sistema pubblico, che sappiamo benissimo non può e anche non ha le risorse per venire incontro a tantissime esigenze che vengono espresse dai bisogni delle persone. Ecco, allora, volontariato, terzo settore, naturalmente abbiamo visto anche nella slide come iscriversi, a che cosa? All'Anteas. Passiamo la parola alla vicepresidente nazionale, che abbiamo anche il piacere di avere con noi collegata, per capire che cos'è l'Anteas sostanzialmente. Vicepresidente, a lei la parola. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione importante. Assieme ad FNP del Veneto siamo in grande sintonia e sinergia su questi temi del volontariato e della crescita del terzo settore. Anteas che cos'è? Anteas è un'associazione veneta, Anteas Veneto importante, presente in tutti i territori. Avete, grazie, espresso e fatto vedere prima tutti i nostri riferimenti, anche dei codici a cui poter fare delle donazioni attraverso il 5 per 1000 nel 730, perché le donazioni sono fondamentali per far camminare le associazioni, sono la prima entrata economica che ci permette di supportare delle spese affinché i nostri volontari possano svolgere le azioni importanti che stanno svolgendo. Allora, che cosa fa Anteas Veneto? Anteas Veneto intanto fa parte di Anteas nazionale, di una rete molto più grande di associazioni, ma il Veneto è come dire, una delle regioni, direi la regione anche che ha visto nascere Anteas, l'ha promossa ed è la regione dove Anteas è molto forte. Infatti abbiamo più di 220 associazioni in Anteas del Veneto che sono presenti dappertutto, in tutte le città, in tutte le periferie. Guardate, sottolineo questa cosa perché noi viviamo in territori ormai drammaticamente fragili e vulnerabili, e avere la presenza di associazioni di volontariato nei singoli quartieri, vicino a casa, nelle aree anche più periferiche delle città, significa avere dei punti di riferimento, dei pilastri sociali importanti a cui rivolgersi, soprattutto se ci sono persone fragili, sole, persone anziane, ma non solo anziane, che necessitano di avere, come dire, prossimità di servizi, di orientamento, di relazione, di amicizia. Perché dico questo? Perché da tantissime ricerche che sono state svolte, gli anziani soprattutto, ma non solo, anche le persone più fragili in generale, non chiedono solo risorse economiche. C'è bisogno di un welfare, c'è bisogno di risposte pubbliche importanti, però quello che chiedono sono i servizi immateriali
sociali, molto spesso legati all'ascolto, alla consegna di attenzione, all'accudimento, alla vicinanza, all'amicizia, alle relazioni. Allora cosa fa Anteas dentro questo ragionamento, dove anche Renzo Piano, quando fa gli ospedali ultimamente, dice: li faccio nelle periferie perché così intervengo anche con le strutture architettoniche che promuovo e costruisco, permetto la crescita, come dire, il superamento dell'emarginazione sociale e delle solitudini sociali. Che cosa fa Anteas? Sta in questo modello, sta dentro una rete di vicinanza e di prossimità per avvicinare, aiutare le persone che possono così rimettersi in gioco, possono quindi non essere solo le figure a cui arriva l'aiuto, ma possono essere attivatori di comunità, operatori di comunità. Gli anziani che si avvicinano ad Anteas e che vivono il volontariato attraverso la nostra associazione sono anziani o persone anche non anziane, anche persone che lavorano ancora, giovani, che dedicano del tempo libero a queste attività, che intervengono con il loro fare, le relazioni, il loro aiuto proprio in queste dinamiche di vicinanza e di supporto agli altri. Abbiamo moltissimi progetti. Io credo che Anteas sia ricordata un po' da tutti per uno dei suoi caposaldi, che è quello del trasporto sociale. Considerate che vedevo proprio l'altro ieri, proprio in una provincia del Veneto, con tre auto e 10-11 volontari si sono trasportate 2000 persone l'anno scorso, persone da casa agli ambulatori, agli ospedali. Ecco, quindi pensate a quanto è importante per noi avere delle risorse, ad esempio economiche, per mettere la benzina in queste automobili. Cose che possono sembrare anche banali, però in realtà sono fondamentali proprio per far funzionare il sistema, il meccanismo. Certo, oppure le biblioteche sociali che abbiamo, dove bisogna metterci i libri, bisogna aprire, appagare l'illuminazione, e le persone vanno nelle biblioteche sociali per stare insieme agli altri, studiare, fare un po' di educazione anche digitale. Facciamo percorsi di educazione digitale, di educazione finanziaria, percorsi di invecchiamento attivo che sono importantissimi, perché le persone, soprattutto le persone anziane, hanno bisogno di riattivare il proprio corpo, l'attività cognitiva. Attraverso di questa si rimettono in gioco nelle relazioni, nella capacità anche di continuare la loro vita, come dire, affettiva, ma non solo, la loro vita sociale. Ricordatevi sempre che il 76%, è un dato altissimo, il 76% delle persone oltre i 65 anni non vive regolarmente una vita sociale, si rinchiude in casa e non vive le relazioni. È una percentuale molto alta. Il nostro compito quindi non è solo andare da loro ed aiutarli nelle loro case, è portarli fuori a fare volontariato con noi, a parlare con i loro compagni, colleghi di quartiere, attivando iniziative che vi ho detto che sono plurali, sono tantissime. Abbiamo fatto da poco il nostro bilancio sociale come Anteas nazionale e ci sono pagine e pagine intere di attività che vengono svolte e che vorremmo far conoscere a tutti, perché tutte le persone che invece di stare davanti alla televisione hanno voglia di mettersi un po' in comunicazione con altre persone, possono farlo sostanzialmente, con le reti, possano farlo. Dopo diamo degli spunti. Comunque adesso abbiamo la pubblicità che incombe, quindi ci interrompiamo per qualche secondo, poi torniamo con voi, vediamo anche sempre più concretamente degli esempi per sentirsi attivi, quindi fare il volontariato tra poco.